In questa fine d'anno e inizio del nuovo abbiamo fatto una breve conferenza stampa dove abbiamo raccontato le cose principali che sono avvenute in questi primi 8 mesi di governo e abbiamo tracciato le basi di quello che abbiamo immaginato di fare. Quest'anno la prima cosa più importante che è successa è che Udine è arrivata prima, a inizio di dicembre, nella classifica del Sole 24 Ore per la qualità della vita. Quindi Udine e l'intero Friuli sono primi in Italia, è un fatto storico. È chiaro che questo traguardo ho avuto la fortuna di tagliarlo io, ma ho ricevuto il testimone dalle amministrazioni precedenti, da quella di Fontanini a quella precedente ancora di Onsel e così via. Quindi è praticamente un successo di squadra che vede questa città e l'intera provincia primi in Italia. Siamo arrivati primi in 3 dei 90 parametri, e cioè il primo la presenza di attrezzature, impianti sportivi, piscine, palestre, primi per i centri benessere e primi per la qualità della vita delle donne. Questo è molto lusinghiero perché vantiamo un maggior numero di donne nei posti dirigenziali, nell'accesso alle professioni e così via. Questo ovviamente è di buon auspicio per fare di Udine, come abbiamo sempre immaginato, Udine una città felice. E la felicità, anche Papa Francesco recentemente ha fatto un libro, l'anno scorso, Ti voglio felice, dove dice che la felicità non si possiede se non la si condivide con gli altri. Quindi l'idea della felicità quindi è l'idea di un clima sociale e poi ovviamente di un'aspirazione personale fondamentale. Quindi oltre ai diritti sociali, oltre ai diritti civili, abbiamo anche il diritto alla felicità delle persone e delle comunità, e su questo vogliamo continuare. In questi mesi abbiamo lavorato molto sul sociale, abbiamo aumentato l'abbattimento delle rette, abbiamo aumentato il numero di posti di asilo, abbiamo fatto la pre e post accoglienza, abbiamo aumentato anche gli orari degli ambulatori, abbiamo lavorato anche sul Pinqua, sul San Domenico, abbiamo riattivato, migliorato i progetti che erano stati fatti dall'amministrazione precedente, sempre tenendo conto del dialogo dei cittadini. E quindi abbiamo fatto un grosso lavoro sul sociale. Un altro terzo punto molto importante è il tema della partecipazione. Abbiamo ormai sul traguardo il modello dei consigli di quartiere partecipati e avremo modo quindi che parteciperanno al quartiere i rappresentanti delle parrocchie, i rappresentanti delle società sportive, i rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, dei comitati auto-organizzati e cittadini, quindi dei consigli di quartiere dove la partecipazione sarà fondamentale. E poi, sempre in termini di partecipazione, abbiamo tra poco in firma un protocollo d'intesa con prefettura, questura, carabinieri, guardia di finanza e la polizia locale, proprio per dotare i cittadini di una app. I cittadini abilitati potranno segnalare alle forze dell'ordine situazioni di pericolo, di disagio. Ecco, quindi queste sono le cose fondamentali: qualità della vita, e poi appunto, come vi dicevo, sociale, e per ultimo partecipazione. Poi ovviamente abbiamo tutta una serie di attività che riguardano le infrastrutture, stiamo lavorando per andare allo stadio 2.0 dell'Udinese, stiamo lavorando sul Palasport Carnera, stiamo lavorando sulle case dei quartieri, ovvero dei luoghi fisici dove poter organizzare vite sociali di quartieri. Stiamo lavorando anche sul tema dei senza tetto, stiamo cercando delle soluzioni con la questura, eccetera. Sul tema della questura e delle code in questura abbiamo fatto un accordo tra regione, questura e comune per portare via l'Ungheria al coperto e non più al freddo, al gelo, in modo che le persone possano aspettare in maniera più dignitosa. E quindi insomma, ecco, stiamo lavorando su una serie di fronti, e quello che ci auguriamo è che venga sempre mantenuto un dialogo con la minoranza in Consiglio Comunale e con tutti i cittadini in città. Sono convinto che la coesione sociale è la forza fondamentale per condividere una visione e un percorso.